Signori e signori, buongiorno. Do il benvenuto a tutti voi che siete qui presenti all'Auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli e a tutti coloro che sono collegati da remoto sui canali Facebook e YouTube. Questa mattina è nostro gradito ospite al Festival Costituzione il giornalista Paolo Berizzi, che a nome dell'Associazione per la Costituzione ringrazio per la partecipazione. Il dottor Berizzi, da oltre 20 anni, è inviato speciale di Repubblica e firma la quotidiana rubrica Pietre. Da anni si occupa dei movimenti di estrema destra ed è autore di numerose inchieste su gruppi neofascisti e neonazisti e per questo, da quasi 2 anni, vive sotto scorta. Inoltre è autore di molti libri sul nazifascismo e perciò oggi ci parlerà di educazione fascista e di come, ai giorni nostri, ci sia una trasmissione sempre più frequente di valori fascisti a causa di un passaggio tra le generazioni che conservano il culto dell'autoritarismo, della violenza, della morte, dell'ossessione razzista e xenofoba e della disciplina militaresca. Ricordo che Paolo Berizzi parlerà per circa 40 minuti e poi ci sarà la possibilità per ciascuno di voi, sia per gli spettatori in sala intervenendo direttamente, sia per coloro che sono collegati da remoto, di proporre domande digitando un commento sulla diretta Facebook e YouTube. Ad alcune domande il relatore per 5 minuti darà risposta, poiché dobbiamo chiudere l'incontro alle ore 11:50. Grazie dottor Berizzi, a lei la parola. Eccoci, buongiorno a tutti, spero mi sentiate e spero che l'audio sia di buona qualità. Ringrazio per la presentazione, ringrazio Paolo Mocchi per l'invito, sono particolarmente felice, non lo dico per, come dire, per circostanza o per clausole di ospitalità, sono particolarmente felice e onorato di partecipare a questo festival, che è un festival prestigioso, basta guardare insomma i nomi degli ospiti che vi partecipano. Sono felice di partecipare oggi perché a proposito del tema di cui parleremo e che è il tema di cui mi occupo da molti anni, oggi è una giornata particolare. Oggi a Roma ci sarà una manifestazione nazionale di Casa Pound, un movimento di estrema destra dichiaratamente neofascista. I militanti di Casa Pound si definiscono i fascisti del terzo millennio e quindi, come dire, è un'autorappresentazione. Sono in questo molto sinceri nel dichiararsi per quello che sono. Una manifestazione nazionale che ci sarà in una piazza di Roma di un movimento che è attualmente sotto processo a Bari per tentata ricostituzione del partito fascista e anche per violenze. Un movimento, piccolo inciso, che da 18 anni, era il 2003, occupa abusivamente un edificio pubblico di proprietà dello Stato, del demanio, in una via di Roma, un edificio molto grande, molto accogliente, con molti appartamenti, e lo occupano abusivamente, con il pretesto di ospitarvi all'interno di quel palazzo qualche famiglia italiana povera, e la dico per semplificare. Loro sostengono di essere vicini, no, i neofascisti di Casa Pound, agli italiani poveri. Con quel pretesto, in realtà, in quella sede, in via Napoleone III a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini, immagino che molti di voi ci saranno passati almeno una volta nella vita dalla stazione ferroviaria di Roma, in quell'edificio in realtà i fascisti del terzo millennio hanno messo anche mogli, cugini, fratelli, hanno messo in molti casi la loro residenza. Ecco, perché ho iniziato parlando di questa manifestazione? Perché questa manifestazione in qualche modo segna un cortocircuito per il nostro paese. Perché? Perché
questo paese, lo dico in premessa perché poi magari ci torneremo nella nostra chiacchierata, nasce, non dobbiamo mai dimenticarcelo, nasce dalla liberazione dal regime fascista e dall'occupazione nazista. Era il 1945, l'Italia si libera, si affranca da un regime sanguinario caratterizzato dalla violenza, dalla sopraffazione, dalla compressione dei diritti e delle libertà soprattutto, e si libera grazie alla resistenza partigiana e poi all'intervento degli alleati, si libera da questo regime, dall'occupazione dei nazisti di Adolf Hitler, e quindi in qualche modo gira, volta pagina, si libera esce dall'epoca più cupa, più buia della storia del nostro paese e rinasce, o meglio nasce, sulla base di che cosa? Sulla base di una carta, di un patto che è la nostra Costituzione. La nostra Costituzione repubblicana, che è una Costituzione antifascista, antirazzista, lo è da cima a fondo, lo è diciamo in tutto il suo corpo, non soltanto nella 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, che poi verrà ripresa dalla legge Scelba del 1952, che vieta sotto ogni forma la ricostituzione del disciolto partito fascista. Allora, vi ho fatto questa premessa noiosa perché io credo, e la racconterò la manifestazione di oggi, che rappresenti appunto un cortocircuito per un paese che nasce dalla liberazione dal fascismo, ma che 76 anni dopo, sono passati 76 anni da quando aprirono i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, 76 anni dopo concede una piazza di una città, della capitale d'Italia, ad un movimento dichiaratamente neofascista e che oggi la magistratura inquisisce e manda a processo proprio perché accusata di voler riorganizzare, ricostituire il partito fascista. Beh, vedete, questo pone degli interrogativi, ci invita ad una riflessione e ci fa capire come anche in un paese che ha conosciuto gli orrori di un regime, Mussolini si alleò con Hitler portando l'Italia in una guerra massacrante, atroce, sanguinaria. Qualcuno dice, i fascisti del terzo millennio spesso dicono che questo è stato l'unico errore di Mussolini, che in realtà avrebbe fatto anche molte cose buone. Questa è una narrazione che da anni la destra radicale cerca di imporre nel dibattito pubblico, è come se si potesse dividere in qualche modo l'attività e l'impianto di un regime come è stato il fascismo, che ha distrutto sostanzialmente il paese, da quello che secondo questi signori sarebbe stato l'unico errore di Mussolini, cioè quello di allearsi con Hitler e di portare l'Italia in una guerra devastante. In realtà io credo, e non sono l'unico ovviamente, che il fascismo non abbia fatto nulla di buono, che i fascismi rappresentino in generale quanto di più lontano ci sia dalla democrazia, dai diritti, dalla libertà di espressione, la stessa libertà di espressione che oggi i fascisti del terzo millennio chiedono, e la chiedono in nome di che cosa? La chiedono in nome dell'articolo 21 della Costituzione. Questo è il Festival della Costituzione, quindi nella nostra chiacchierata ovviamente ricorrerà questa bellissima parola. Perché? Perché la Costituzione sancisce il diritto di libertà di espressione e di pensiero. Lo sancisce per tutti, lo sancisce persino, pensate un po', in teoria, per coloro i quali della Costituzione avrebbero fatto e farebbero volentieri a meno, e cioè i fascisti, che furbescamente oggi che fanno? Dicono, beh, ma se possono parlare tutti, perché non possiamo parlare, scendere in piazza, dire la nostra anche noi? È bene ricordare che la Costituzione sì garantisce il diritto di parola e di espressione,
ma allo stesso tempo delimita il campo. La Costituzione traccia una linea ben precisa e dice: tu hai diritto di libertà di espressione se ti riconosci nel perimetro, nel campo della democrazia. Il campo della democrazia non è un campo che tu puoi prenotare a costo zero. Il campo della democrazia prevede che tu segua delle regole, che tu ti attenga a quello che nella Costituzione, negli articoli della Costituzione è scritto. E allora nel momento in cui tu ti definisci fascista, oggi nel 2021, 76 anni dopo, lo abbiamo detto, dalla fine del fascismo e del nazismo, in qualche modo ti metti fuori da quel campo lì, ti metti fuori dalla linea tracciata dalla Costituzione. Quindi anche qui c'è un cortocircuito, perché la Costituzione in realtà prevede che per i fascisti non ci sia spazio, non ci sia la propaganda fascista, l'esibizione di simboli fascisti, tutto ciò che ricorda o che è ispirato al fascismo e al nazismo, evidentemente, viene perseguito dalle nostre leggi, o dovrebbe essere perseguito dalle nostre leggi. È triste dover usare il condizionale, no? Perché in qualche modo la legge è legge, la legge va rispettata. E tuttavia le leggi che prendono spunto dalla 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, e cioè la legge Scelba del 52, poi in qualche modo anche la legge Mancino del 93, che punisce l'istigazione all'odio razziale, etnico e religioso e punisce la propaganda, l'esibizione di simboli che richiamano il ventennio fascista o che si ispirano a quel passato devastante della storia italiana. E tuttavia queste leggi, vi annoio ancora un po' su questo passaggio tecnico e poi però liberiamo la chiacchierata e andiamo su altro. Queste leggi purtroppo sono tra le meno applicate del nostro ordinamento, perché per una serie di motivi spesso le esibizioni fasciste, le manifestazioni fasciste, i messaggi fascisti o fascistoidi che si ispirano a quel passato cupo vengono minimizzati, vengono derubricati appunto a libera espressione del pensiero. E questo è un fatto grave, evidentemente, perché chiunque, forze dell'ordine, magistrati, opinione pubblica, mezzi di informazione, la politica, il legislatore, dovrebbe aver ben chiara una cosa, e cioè che il limite, la libertà e la democrazia non sono beni acquisiti per sempre, sono delle conquiste che noi dobbiamo coltivare, innaffiare, tenere vive ogni giorno, custodendole, proteggendole da chi vorrebbe smantellarle, da chi rimpiange i regimi che le libertà di pensiero, di espressione, le minoranze le hanno cancellate con la violenza, con il sangue, con la sopraffazione. Ecco perché mi piaceva iniziare da qui per in qualche modo definire il campo, la cornice della nostra chiacchierata. Ora, io ho scritto un libro che si intitola appunto L'educazione di un fascista, uscito a febbraio del 2020, e cioè quando, ahimè, l'Italia e il mondo hanno iniziato a cadere sotto i colpi duri della pandemia, ragion per cui dopo 2 o 3 presentazioni del libro, voi sapete, per un autore, chi scrive libri ama poter parlare dei propri libri incontrando i lettori, guardandoli in faccia, scambiando opinioni con loro, fermandosi a parlare. È una delle cose più belle di questo mestiere. Purtroppo da un anno a questa parte abbiamo dovuto tutti rinunciare a questo piacere e quindi ci troviamo ancora, nonostante si sia iniziata a vedere la luce in fondo al tunnel, continuiamo con queste presentazioni da remoto e via streaming. Dicevo, il libro esce poco prima che scoppiasse l'inferno Covid in Italia, e siamo riusciti a fare 2 presentazioni sostanzialmente dal vivo, una a Milano e una a Verona. Ricominceremo evidentemente ora che le condizioni, speriamo, ce lo permetteranno. Ma che cosa racconto nell'educazione di un fascista? Racconto sostanzialmente come
nel terzo millennio, e cioè alla fine del primo ventennio del terzo millennio, 2020-2021, come rinasce un fascista. E parto da un'immagine che voi avete studiato sui libri di scuola. La fotografia di un balilla. Chi erano i balilla? I balilla erano i giovani fascisti, erano i ragazzini, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti che venivano iniziati al rituale, al culto del fascismo. E questo rituale, questo culto prevedeva una formazione, un'educazione ben precisa. Allora, in un libro di storia tutti noi siamo in grado di riconoscere la figura di un balilla, per come è vestito, per i gesti che fa, per quello che abbiamo studiato. Riconoscere un giovane fascista oggi, nel 2021, è molto più complicato, ed è, diciamo, un po' lo sforzo che ho cercato di fare per fornire uno strumento a chi ha letto, leggerà, mi auguro, il mio lavoro, uno strumento di conoscenza, uno strumento per poter meglio capire chi abbiamo di fronte e dove sono i fascisti oggi, come si esprimono, qual è la posizione che occupano, il loro posto nel mondo, nella società, nelle nostre città, a Roma, a Milano, a Torino, a San Daniele, in Veneto, in Friuli, e soprattutto che cosa fanno? Cioè, com'è che si è fascisti oggi? Lo diceva prima bene la persona che mi ha presentato e che ringrazio, citava alcuni passaggi: il culto dell'autoritarismo, l'ossessione per la violenza, per la morte, la trasmissione generazionale di alcuni valori che noi credevamo morti, sepolti, chiusi dentro le pagine di storia, ma che in qualche modo oggi ritornano. Ritornano perché ritornano? Perché dopo che fu fatta il tentativo negli anni 70 di formare una nuova generazione di neofascisti. Negli anni 70 io ero piccolissimo, sono del 1972, quindi voi più di me. Già una volta fu fatto il tentativo di ricreare una nuova generazione di fascisti. In quegli anni sanguinari, dove per la politica, per l'odio politico, si restava a terra per strada, c'era un conflitto molto, molto acceso, molto violento tra opposte fazioni, i giovani dei movimenti di sinistra da una parte, le organizzazioni neofasciste e dall'altra. E tutto questo in qualche modo oggi, 50 anni dopo, ritorna. E allora la figura del balilla oggi la rivedi sotto altre spoglie. I balilla oggi non mettono più la camicia nera, non mettono il cappellino, non si vedono più i fez, che era il cappellino che si usava durante il fascismo. I fascisti oggi vestono felpe alla moda, cappellini, sneaker con dei marchi ben definiti, particolari, che diventano una sorta di divisa. Una divisa certamente meno riconoscibile di un tempo, ma che in qualche modo oggi fa branco, fa comunità, fa identità. Ecco, questo concetto del branco, teniamolo a mente perché è molto importante, perché i gruppi, le organizzazioni neofasciste oggi puntano molto per far breccia sui giovani, soprattutto per far breccia sui giovani, su questo aspetto comunitario, identitario, cioè l'offerta ai ragazzi del pacchetto branco. Tu sei un lupo che fa parte di un branco, che prevede ovviamente un capo branco, e quindi in qualche modo fai parte di una comunità chiusa, evidentemente chiusa, all'interno della quale hai la possibilità di trovare tutto quello che sostanzialmente i giovani cercano, e cioè lo sport, la musica, le partite di calcio con lo stadio, la politica e tanto altro. Allora, il libro che cosa racconta? Racconta
le dinamiche, diciamo, le caratteristiche, le modalità con cui oggi si entra a far parte di un branco neofascista, di un'organizzazione neofascista. A prescindere dalle latitudini, al nord, al centro, al sud e Italia. E se da una parte rivivono caratteristiche, elementi del passato, sono quelli che abbiamo detto, cioè sono diciamo, la fascinazione per appunto l'autoritarismo, il culto di una guida, di un uomo al comando, che è sempre stato un po' la base di tutti i fascismi, no? Cioè l'uomo che si erge a condottiero della comunità, del paese. Mussolini disse agli italiani: datemi i pieni poteri e risolvo io i problemi del paese. E Mussolini di fatto ha sempre fatto di questo il suo vero potere, cioè il consenso popolare, senza l'intermediazione di quei corpi appunto di mezzo, i corpi intermedi che in ogni democrazia compiuta, matura, fanno da cerniera tra il popolo e chi il popolo rappresenta, cioè tra la politica, gli amministratori nazionali o locali e la popolazione, che elegge dei propri rappresentanti che vanno in Parlamento. Bene, il fascismo si distinse perché il Parlamento sostanzialmente lo cancellò, lo definì qualcosa di inutile. E non pensate che sia una cosa fatta soltanto allora. Anche recentemente dei leader politici autorevoli hanno detto che il Parlamento era tutto sommato un orpello, qualcosa di cui si poteva anche tranquillamente fare a meno. Tutto questo accade, non dimentichiamolo, in un paese, lo dicevamo prima, che degli anticorpi antifascisti e del baluardo contro ogni ritorno del fascismo ha fatto una sua caratteristica peculiare. Lo ha fatto perché nasce appunto dalla Costituzione antifascista. Ora, torno al libro e poi andiamo, diciamo, ad arrivare poi a chiedere a voi di farmi delle domande, se ne avete, come mi auguro, e io con grande piacere vi risponderò entro i termini, i limiti che ci siamo dati di tempo. Allora, l'educazione fascista che cosa prevede? Prevede esattamente questa roba qui, cioè ergersi a soldati difensori, soldati in senso metaforico, ma poi neanche tanto, perché come vedremo alla base dell'educazione fascista c'è anche la formazione non soltanto ideologica, ma anche fisica, la preparazione fisica. A che cosa? A far fronte a quella che nel lessico dei gruppi neofascisti viene definita la cosiddetta resistenza etnica. Che cos'è? Significa difendere il paese, i confini del paese, dall'invasione di chi? Degli ultimi arrivati, che sono gli immigrati sostanzialmente. Nella narrazione dell'estrema destra, immigrato uguale invasore, invasore uguale stupratore, ladro, pericolo pubblico, criminalità. Questa è la base su cui la propaganda neofascista dell'ultradestra, condivisa anche da partiti che fascisti non sono, o non ufficialmente, ma che di fatto in questi anni sono andati a braccetto con i gruppi, le formazioni neofasciste, con Casa Pound, con Forza Nuova, con il Veneto Fronte Skinhead, con Lealtà Azione, la comunità militante dei 12 Raggi. Ci sono vari gruppi della galassia nera, la galassia nera, l'ultradestra italiana. In questi anni hanno condiviso spazi, momenti, convegni, manifestazioni, linguaggi, slogan con partiti già al governo di questo paese e che si candidano a tornare a governare questo paese. Voi pensate un po', adesso senza scendere nei dettagli, ma lo slogan "prima gli italiani", che era diventato lo slogan mantra del penultimo governo del nostro paese, era ed è uno slogan fascista. Era lo slogan appunto dei fascisti del terzo millennio, Casa Pound, quelli che manifesteranno oggi a Roma. La Lega di Matteo Salvini scippa, ruba questo slogan a Casa Pound e lo fa diventare di fatto lo slogan simbolo della Lega e della coalizione del centrodestra italiano.
Dicevo la preparazione fisica perché? Perché quando voi immaginate la figura di un fascista, uno dice, vabbè, i fascisti non ci sono più, sono morti e sepolti, devo trovarli solo in un libro di storia. No, assolutamente no. I fascisti oggi sono negli stadi, sono nelle scuole, nei licei, nelle università, persino nelle scuole medie. Oggi l'età media della militanza dell'estrema destra si è notevolmente e continua ad abbassarsi. La propaganda dei gruppi neofascisti inizia spesso anche dalle scuole medie, addirittura elementari. C'è un caso recente che ha fatto scuola di gruppi neofascisti che andavano fuori dalle scuole, da alcune scuole italiane, a distribuire alcuni testi, quasi come ad allevare da subito le nuove generazioni della destra radicale. Allora, nel libro racconto tutto questo e molto altro, ovviamente, non voglio spoilerarlo tutto, sennò poi non vi passa la voglia di leggerlo, ma ci sono le palestre, per esempio, nel libro. Dice che c'entrano le palestre col fascismo? C'entrano e come? C'è in Italia una rete di palestre, di associazioni sportive, dove non si fa soltanto sport, ma dove viene educati anche a una determinata ideologia politica, dove non si forma soltanto l'atleta, ma si forma anche il combattente, il picchiatore, il soldato politico. Nella narrazione dell'estrema destra oggi c'è questo concetto del soldato politico o dell'italiano nuovo, che non è un'espressione inedita, è un'espressione che ci riporta al linguaggio di Mussolini, quello dell'italiano nuovo. Un italiano che ha il culto della tradizione, dell'identità, della patria elevata, non come diceva Mazzini, ma declinata in altro modo, della patria nazionalista, del sovranismo, ecco perché oggi si chiamano sovranisti, della chiusura del paese, dei confini blindati, dei porti chiusi, tutto quello che le cronache ci hanno raccontato in questi anni. Il soldato politico prevede anche un'educazione fisica. Ecco perché nel viaggio mi immergo in quelle palestre dove si praticano le arti marziali miste, la box, il pugilato, e dove l'atleta diventa, appunto, dicevo, guerriero, un soldato politico a disposizione di queste organizzazioni. Racconto altra cosa, secondo me, che ci deve far riflettere, come nel terzo millennio, nel ventennio del terzo millennio, ritornano, per esempio, cose che io personalmente credevo dimenticate e appunto relegate ai testi scolastici o storici. Le colonie estive. Chi di voi ne ha mai sentito parlare? Pochi forse, perché oggi di fatto le colonie non usano più. C'erano negli anni scorsi, erano molto forti durante il fascismo. Le colonie estive dove andavano di fatto i figli delle famiglie povere a fare vacanza, cioè quelle famiglie che non potevano concedersi di mandare i propri figli al mare o in montagna o in villeggiatura, li mandavano in colonia, ma durante il fascismo le colonie avevano una tale importanza per cui erano diventati delle sorte di strumenti educativi, dei luoghi educativi di formazione dove ai bambini, agli adolescenti venivano impartiti i dettami del fascismo. Nel terzo millennio tornano le colonie estive. Gruppi di destra radicale, Forza Nuova ed altri, organizzano le colonie estive dove ai bambini, appunto, di famiglie meno abbienti viene data questa possibilità, ma non è che vanno là e fanno una vacanza normale, che vanno in piscina, al mare, in spiaggia, no, vanno là e vengono, diciamo, educati con delle regole ben precise, che sono le regole del neofascismo, del fascismo del terzo millennio. Un rigore militare, un'impostazione appunto da caserma, l'alza bandiera, la bassa bandiera, i canti dei neofascisti degli anni 70, Massimo Morsello, nessuno di voi lo conosce, siete troppo giovani, ma Massimo Morsello fu un eversore, un fondatore di gruppi terroristici eversivi degli anni 70 e fu anche un cantautore, scriveva e cantava canzoni. Io racconto nel libro, in un capitolo,
come nelle colonie estive di Forza Nuova, ai ragazzini e bambini di 5, 6, 7, 8, 10 anni vengono fatte imparare a memoria le canzoni di un ex terrorista nero fascista degli anni 70. Voi direte no, una barzelletta, non ci credo, è impossibile. Sì, in realtà è tutto vero ed è quello che accade. Allora se tu ad un corso, ad uno stage estivo, ad un CRE, fai ascoltare e fai imparare a memoria ad un bambino, un ragazzino, la canzone di un terrorista, di un ex terrorista neofascista, voi capite che c'è qualcosa che non funziona, che abbiamo qualche problema. Se questo accade soprattutto, segnatamente in Italia, cioè in un paese, lo diciamo, che si è liberato dal regime neofascista e neonazista. Ora, perché tutto questo accade oggi? Per una serie di motivi che sarebbe lungo elencare. Oggi si torna ad essere fascisti e si diventa fascisti anche e soprattutto grazie alle suggestioni, alla potenza delle suggestioni. Il mio è un libro che racconta per lo più l'elemento catalizzatore della suggestione. Cioè oggi si diventa fascisti non perché si studi, non perché si facciano approfondimenti storici, non perché ci sia un tirocinio culturale, ma si diventa fascisti spesso anche casualmente, perché si segue un marchio di moda, perché si va allo stadio in curva assieme ad un gruppo politico ben preciso, che ha idee ben precise, che rivendica la propria appartenenza all'estrema destra, le croci celtiche, le svastiche, il razzismo che è la base oggi di queste organizzazioni. Essere fascisti oggi significa essere anche profondamente razzisti. Un tempo c'erano gli ebrei, poi ci sono stati i rom, oggi ci sono gli immigrati. Oggi il diverso da combattere, il nemico da cui dobbiamo difenderci nella narrazione fascista è l'immigrato. Allora, la potenza delle suggestioni, lo slogan sulla felpa, il concerto di band di rock identitario o di estrema destra, il calcio, lo sport. Lo sport durante il fascismo, pensate un po', era uno strumento di propaganda. Gli atleti durante il fascismo, cito uno per tutti, il pugile Primo Carnera, era portato in palmo di mano da Mussolini e veniva definito come l'italiano modello, l'italiano che portava il nome dell'Italia, della nazione forte in giro per il mondo, che rappresentava la potenza italiana, quindi il culto del corpo, della forza fisica che ritorna. Le suggestioni, quindi, le suggestioni come un veicolo con il quale agganciare il giovane. Le organizzazioni politiche di destra, di sinistra, da sempre vanno a fare propaganda nei luoghi dove si costruisce il consenso, e cioè tra i giovani, dove si formano le nuove generazioni. Allora, perché ho deciso di scrivere questo libro? Perché ho pensato che non è possibile girare la faccia dall'altra parte rispetto a questi fenomeni. Fenomeni che tornano con forza oggi perché? Perché siamo in un'era in cui le democrazie mostrano da tempo tutta la loro fragilità, un processo aggravato chiaramente dalla pandemia che ha fatto da acceleratore a tutti questi fenomeni di odio, di rabbia, di chiusura dentro noi stessi, di paura del diverso, di la necessità, il bisogno di crearsi ogni volta nemici sempre nuovi, che è un po' diciamo, che sta un po' alla base dell'attività di questi gruppi, cioè la costruzione della paura. Perché? Perché quando tu hai paura, automaticamente ti chiudi in te stesso e metti in atto degli strumenti con i quali difenderti da chi ti fa paura. Allora, se nella rappresentazione oggi chi ci fa paura è l'immigrato, è chiaro che l'immigrato diventa automaticamente il nemico. Dicevo, Covid ha fatto da acceleratore, sì. Noi diciamo sempre che Covid velocizza le patologie che già sono esistenti nel nostro corpo. Io dico sempre che Covid accelera anche le patologie presenti nel corpo della società, della nostra democrazia. Allora, in un momento in cui la democrazia mostra mostra il fianco, mostra il suo lato debole, è chiaro che questi fenomeni di neofascismo, di razzismo, di discriminazione si infilano in uno spazio
si infilano e occupano spesso spazi lasciati colpevolmente liberi da altra politica, dalle associazioni di massa, dai partiti di sinistra, spesso dalla Chiesa. Voi pensate all'esempio dei pacchi alimentari, no? I pacchi di pasta. I neofascisti oggi cosa fanno? Aiutano le famiglie italiane povere distribuendo dei pacchi alimentari, cioè delle buste della spesa. Dite perché lo fanno? Lo fanno perché il consenso si costruisce anche in questo modo, cioè mostrandosi vicini o facendo finta spesso di essere vicini a chi ha più bisogno, ai ceti più fragili. Ma questo è chiaramente un inganno, perché dietro questa attività, io l'ho chiamato il welfare nero, cioè l'assistenzialismo di strada. Tu porti un pacco di roba da mangiare a chi ne ha bisogno, sempre e solo italiani, attenzione. E quindi è un volontariato, è una solidarietà esclusiva, divisiva, perché già la sua fonte divide sia gli italiani, no agli stranieri, sì alla famiglia romana, no alla famiglia che viene, che so, dal Gambia o dalla Costa d'Avorio o dal Senegal. Quindi già la sua radice è un welfare nazionalista, divisivo, che mette da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, come se ci fosse qualcuno che ha più diritto di altri, come se ci fosse bisogno oggi di lasciare indietro qualcuno a scapito di altri. Ora, questo è chiaramente un inganno, perché tu andando a aiutare, semplifico per capirci, i penultimi della catena, no? I penultimi della catena sono gli italiani poveri sostanzialmente. Gli ultimi della catena sono gli immigrati, gli ultimi arrivati, quelli che stanno ancora peggio degli italiani poveri spesso, perché scappano dalla fame, dalle guerre, dal terrore, dai regimi, si imbarcano su delle carrette del mare pagando un sacco di soldi e poi magari in quel mare ci finiscono e smettono di vivere. I gruppi neofascisti cosa fanno? Alimentano il conflitto tra i penultimi della catena, cioè gli italiani poveri, e gli ultimi della catena, cioè gli immigrati. Alimentando questo conflitto vanno ad esacerbare lo scontro sociale, perché su quello scontro, su quella paura, speculano, costruiscono lì la loro politica, perché dicono ci pensiamo noi a darvi il lavoro, la casa, l'ordine, la disciplina, la pulizia, facciamo noi le ronde nei parchi o in spiaggia dove c'è degrado, dove ci sono gli spacciatori, ci sostituiamo noi allo Stato. Questo è l'aspetto secondo me più inquietante, più pericoloso dei gruppi neofascisti, il tentativo di sostituirsi allo Stato laddove lo Stato è meno presente o arriva in ritardo, spesso colpevolmente. Pensiamo a quello che accade nelle periferie romane, non soltanto romane. Il tentativo di sostituirsi allo Stato, che è esattamente quello che fa la mafia. Cosa fa la mafia nei territori che controlla? Si sostituisce allo Stato. Cioè, dice, qui lo Stato non c'è, ci penso io a te. Hai problemi, non hai il lavoro, ci sono io, non hai da mangiare, ci pensiamo noi a portarti da mangiare. Non hai la casa, occupiamo noi la casa per te, te la diamo, magari facendoci pagare in nero un affitto di un alloggio comunale dove legittimamente dovrebbe starci una famiglia straniera, magari invece no, ci vai tu perché sei italiano. Prima gli italiani. Torniamo. Ecco, allora vado a finire, così volentieri mi sottopongo con piacere alle vostre domande, critiche, riflessioni e quant'altro. Io credo che oggi questo fenomeno non possa essere minimizzato, non possa essere banalizzato. Ci sono quelli che parlano di folklore, dice ma no, ma questi neofascisti fanno tanto folklore, sono pochi e sono pittoreschi. No, no. Anzitutto non sono pochi come si vorrebbe pensare, non c'è soltanto la zona nera, dichiaratamente nera, c'è anche una zona grigia molto ampia che vede di buon occhio questi gruppi e la narrazione di questi gruppi. Pensiamo ad alcuni partiti che si candidano a governare il paese, che condividono spazi, attività, slogan con questi gruppi neofascisti, Forza Nuova, Casa Pound, li abbiamo visti in piazza contro il Covid, con il popolo no mask, Novax, eccetera, eccetera. C'è stata una saldatura di realtà diverse in una stessa galassia. Allora, io credo che oggi, ognuno nel suo, io faccio informazione, scrivo libri, scrivo inchieste, faccio il giornalista, la politica con i suoi mezzi, le istituzioni con i suoi mezzi, i festival culturali con i loro mezzi, sia necessario illuminare questo fenomeno, accendere le luci e i riflettori per raccontare chi sono i fascisti del terzo millennio, come operano, qual è la loro
matrice, che è una matrice profondamente violenta, profondamente razzista, che teorizza spesso anche la superiorità della razza bianca nel mondo, i suprematisti che abbiamo visto in azione e negli Stati Uniti a fianco di Donald Trump. Era il 6 gennaio, vi ricordate cosa accadde a Capitol Hill? Il più grande attacco, ovviamente dopo l'11 settembre, ma plasticamente visibile al cuore della più grande democrazia del pianeta. E lì c'erano suprematisti, c'erano neonazisti, c'erano i Proud Boys neonazisti che hanno sostenuto Donald Trump, c'era tutto un mondo che della divisione, della negazione o della compressione dei diritti, del razzismo, ha fatto la cifra della sua azione politica. Erano uomini armati? Sì. Sono entrati nel palazzo, nel cuore della democrazia americana? Sì. Questo per dire che non sono fantasmi quelli di cui parliamo, non sono cose che vengono su un altro pianeta. Sono qui, sono accanto a noi, e la stessa cosa potrebbe accadere anche in altri paesi, potrebbe accadere in Italia. In Norvegia, lo ricordiamo, molti anni fa, un folle neonazista, Andreas Breivik, sterminò 70 persone in nome della purezza della razza. Quindi c'è tutta una zona grigia che manifestamente non sostiene o lo fa di nascosto, ma allo stesso tempo non disapprova, non condanna. Quella zona grigia, dal mio punto di vista, è ancora più pericolosa della zona nera, perché la zona nera la vedi, la tracci, è lì, la riconosci. La zona grigia è più subdola, è nascosta, prepara il terreno a chi costruisce la sua azione politica su quello che abbiamo raccontato. Quindi non girare la faccia dall'altra parte, non minimizzare e soprattutto non far finta di niente, perché la complicità significa parte del problema, è parte stessa del problema. Liliana Segre, mi piace chiudere con lei, dice spesso l'indifferenza è peggio dell'odio. Io sono molto d'accordo. L'indifferenza è essa stessa odio, è l'anticamera dell'odio, perché se tu sei indifferente in qualche modo avvalli il fenomeno, ne sei complice e non potrai dirti né immune da quel fenomeno, non potrai dire che lo hai combattuto, perché di fatto gli hai aperto la porta e lo hai lasciato passare. Bene, io sono qui, sono pronto a rispondere alle vostre domande, intanto vi ringrazio. Grazie a Paolo Berizzi, e chiedo alla regia cortesemente di mandare in onda la domanda che arriva da remoto, poi la facciamo dalla sala. Grazie. Leggo io? Non ti compare a te, Paolo, scusa. Sì, io la vedo, allora, la vedo e sono pronto. La vedo, Paolo, prego, sì. Prego. Allora, appunto, non siamo impreparati di fronte a radicalizzazioni online. Molti autori di stragi, sia in Italia che all'estero, si sono formati in forum o gruppi Telegram. Nel 2021 è necessario tenerne conto. Eleonora Duse, assolutamente sì. C'è un capitolo del mio libro che è dedicato a questo. Chi lo ha letto, chi lo leggerà, vedrà che io racconto come non soltanto gli autori di stragi, anche loro, e ne parlo nel dettaglio, io racconto come si sono preparati questi attentatori neonazisti, cioè qual è la palestra nella quale è cresciuto il loro odio, è fermentata la violenza con cui poi sono passati dalla violenza evocata alla violenza esercitata. Lo racconto nel dettaglio e ci sono alcuni aspetti che vi sorprenderanno, che vi faranno pensare, oh, non è possibile, che c'entrano i videogame con una strage nazista o neonazista? C'entrano, e come? Poi lo vedrete, ma voglio lasciarvi la sorpresa. La rete è il miglior alleato oggi dei gruppi di estrema destra, è l'arma migliore, che è la più diffusa ovviamente, ma anche la più spesso pericolosa, che i gruppi neofascisti e neonazisti usano per fare propaganda, per costruire e aggregare intorno alle parole d'odio della loro ideologia malata, militanti, simpatizzanti, aderenti. Le ultime inchieste giudiziarie in Italia hanno raccontato che da Telegram, da VK, che è un altro social network
molto diffuso e nel quale si sono rifugiati, è russo, VK, nel quale spesso hanno trovato rifugio militanti di estrema destra italiani usciti da Telegram o da altre piattaforme, sono andati in VK e le inchieste giudiziarie ci hanno raccontato, ce n'è stata una recente a Savona, dove un giovane neonazista, un aspirante Luca Traini, vi ricordate chi fu Luca Traini? Il giovane neofascista fascio-leghista, perché in realtà era iscritto sia alla Lega che a Forza Nuova, compie questa strage a Macerata, una tentata strage, scusate, a Macerata, spara nel mucchio contro degli immigrati, solo per miracolo non uccide ma ne ferisce molti, e spara in nome di quell'odio etnico, razziale, che caratterizza l'impasto di violenza, di rabbia, di razzismo di questi soggetti. Dicevo, un giovane 21enne che aveva il nome di Luca Traini inciso su alcuni oggetti sequestrati a casa sua e che aspirava ad essere un Andreas Breivik, che è l'autore della strage di Utoya, su Telegram aveva creato un gruppo, un canale, dove lo seguivano centinaia di persone. E lo stesso è accaduto in altri casi, lo raccontano appunto inchieste della magistratura. La rete, il web, le chat sono chiaramente un megafono di cui una volta l'estrema destra non aveva a disposizione, oggi ce l'ha, l'odio corre velocissimo, quasi ci supera, non facciamo in tempo a censirlo che già ha fatto 2 passi in avanti, e soprattutto oggi la distanza tra il tuo nemico e tu che lo odi si è accorciata. Lo vedo sulla mia pelle, come ricordavate prima, il prezzo che pago per il mio lavoro è quello di vivere sotto scorta da oltre 2 anni e mezzo, caso unico non soltanto in Italia ma in Europa. E questo è un altro elemento, lasciando perdere l'aspetto personale, emotivo, con tutte le difficoltà, le complicazioni legate ad una vita sotto scorta. Credo che se il nostro paese ha oggi il triste primato di avere l'unico cronista in Europa costretto a vivere e a lavorare sotto scorta perché si occupa di neofascismo o di neonazismo, e questo non accade in altri paesi, in Francia, in Germania, in Polonia, in Ungheria, ma accade in Italia, cioè nel paese che si è liberato dal fascismo. Credo che questo sia un piccolo indicatore ulteriore, oltre a quelli di cui abbiamo parlato, del clima che si respira nel nostro paese e del prezzo che la stampa libera paga se si occupa di odio, di razzismo, di neofascismo, di neonazismo. E dicevo, la maggior parte degli attacchi, delle minacce che io ricevo quotidianamente, purtroppo da tempo, in modo seriale, strutturato, arrivano sì da gruppi di estrema destra, neofascisti, neonazisti, militanti, ultra delle curve degli stadi, arrivano con la potenza e con la velocità, la rapidità della rete, del web, del digitale, per cui nel mare grande che il web rappresenta è più facile calarsi il passamontagna, nascondersi dietro l'anonimato e bastonare il nemico, minacciarlo, insultarlo, fargli sentire la terra che trema sotto di lui, comprimere i suoi spazi di lavoro, di vita, delegittimarlo, screditarlo, cercare di infangarlo in modo tale da ridurlo al silenzio e fargli capire che se smette è meglio, cosa che ovviamente non ho mai fatto e non faccio e non farò, ma questo è per dire come oggi, rispetto una volta, per odiare qualcuno, per andare a colpire qualcuno, dovevi andare a dirgli in faccia che rappresentava il peggio per te, che oggi lo puoi fare tranquillamente nascosto dietro il computer, dietro il PC, con spesso la sensazione di essere impunito, la sensazione di impunità, che sta alla base della violenza web, perché essere tracciati è molto più difficile, perché comunque nel mare grande ti confondi, perché comunque spesso con un profilo fake o un'immagine che non corrisponde alla tua vera identità puoi mazzolare, puoi sprangare, puoi bastonare, sicuro di farla spesso franca, e spesso la fanno franca. Grazie Paolo. I ragazzi qui in sala avrebbero preparato diverse domande con i loro insegnanti, è veramente un tempo tiranno, siamo costretti a chiudere e siamo veramente dispiaciuti di questo, ma non possiamo andare oltre perché sta per partire subito dopo il tuo incontro, quello
con Claudio Fava, che tu conoscerai, e da questo punto di vista io non posso che ringraziarti infinitamente. Dico solo due cose: di fatto, tra le tante cose che hai detto, ma hai continuato a dire quello che noi in altri modi, con altre tecnicalità, abbiamo detto nella prima ora e mezza dei lavori dei ragazzi, e soprattutto una cosa, quella di non essere indifferenti. Io ho richiamato Calamandrei nel 55, tu hai richiamato Segre, ovvero che questi e tutti i problemi della società appartengano sempre agli altri, non siano mai i miei problemi. Io sistematicamente faccia sempre una torsione con il capo e guardi da altre parti. Questo spero sia il messaggio che deve passare per tutti. Io ti ringrazio infinitamente. Spero di averti un giorno qui a San Daniele, perché ho abusato fin troppo della tua disponibilità per ben 2 anni. Ti ringrazio infinitamente e ti auguro buona fortuna. Grazie Paolo. Grazie a voi Paolo, grazie a tutti, e sono io che mi auguro di poter presto venire in presenza per conoscervi, per incontrarvi e stare con voi. Grazie dell'ospitalità e buon lavoro per oggi.